Buongiorno pescheria! Ragazzi, allora, oggigiorno il pesce è importante, quindi lo dobbiamo sapere che il pesce è molto importante, quello che si mangia. Allora, oggi andiamo un po' a vedere a Buongiorno pescheria, se andiamo a fare una visita di tutti i TikTok, il Buongiorno pescheria, e vediamo un po' come vende il pesce. Buongiorno pescheria! Oh logoi. Azziarella bella! Azziarella bella, Azziarella. Che belli maruzzielli che hanno stamattina! Un bello maruzziere Gigiolone. Basta, così, finito così. Che sta Il chiagnendo? veterinario, ragazzi, Che ce l'avete succede? per piacere? Che è successo? Almeno per chiedergli. Ma che è un veterinario? Praticamente è viva però, è viva, si muove, però c'ha tutto il guscio. C'ha tutto il guscio qui che è aperto, Oh, esce guscio. sangue. La tartaruga! Si è ferita la tartaruga! Ragazzi, quella tartaruga Carol che ho da 7 anni. Carol, come me si chiama tartaruga? La tartaruga si chiama come me, Carol si chiama! Mi chiama Carol, però che sta che lei? È Carol. Tornato a casa, ma andate a fanculo questi 450 euro del cazzo, invece di parlare di cose serie che vi sto chiedendo. Cosa è successo? Scusa. Mo stai facendo buongiorno pescheria. Tengo un pesce bello, tengo Alice fresca. All'improvviso. Andate a fanculo. Non me l'aspettavo così all'improvviso. Gigio all'improvviso così non me l'aspettavo. Stai vedendo un video bello qui. E mi stai facendo sullo stomaco sta tartaruga è caduta. È caduta la tartaruga. Ah. Che Con è? affetto e con amore, È arrivato Nicolò! Nicolone. con affetto e simpatia, buongiorno pescheria! Dai bello io. Quello qui. Ho una moglie, non puoi 400 euro, una tartaruga, un cane e un coniglio. Ah, boh, se mai la tartaruga è caduta, però non va niente, vediamo se riusciamo a farla riprendere la tartaruga, ma pure Dio, cioè me pure mi fa tenerezza, può essere che a malva in tutta di famiglia, non si può mai sapere, scusatemi. La manica è per voi. Sì. Buongiorno pescheria! Ah! Azziarella bella! Vi faccio pure una filastrocca a filastrocca, sì, vai. Con affetto E con amore, arrivati Gigiolona, con affetto e simpatia, tutti neri a casa mia. Questo volevo dire, diciamo. Buongiorno pescheria! Ah, tanto buongiorno pescheria, vabbè, sì. Zia! Ah! Che bella l'aria fresca che era Che stamattina! Oh Maruzziello e Giuginiel! Oh Maruzziello e Giuginiel, uè. Lo stanno i bicchiarelli, Giuginiel, mi raccomando. I bicchiarelli siamo con Maruzziello, non è che mo tenono tanta confidenza oggigiorno. Con questo anziano. Assaggiato Maruzziello e Giuginiel Assaggiato Maruzziello e Giuginiel! Stanno senza arrendere sti vecchi, loco. Come assaggiano sto Maruzziello? Giuginiel però non fa un posto di così freddo. stamattina. E che tengo Che stamattina? tieni? Il corrado che tengo, amore mio. Amore mio. Mettetelo come sopra il mobile. Pensato Giuginielli e Giuginielli come soprammobile, ha pensato Giuginielli e Giuginielli, ma bene. Vado a portargli il bomboniere. Mi fa pensare malamente però Giuginielli, mo si un maruzziello e un maruzziello, i bombonieri che sono... Mi sta facendo pensare malamente a me chi sto. Mi sta confondendo le idee. Ti può mettere in da stanziletta, sì. Dimmi cose nella stanza lì, fa simile, siamo come svegli, fa simile, non ci capisci? Scindi. Sì, Sì, non ti preoccupare. Sì. A buon prezzo stanno. buon prezzo. Vabbè. Sì. Vita mia. Domani. Buongiorno pescheria! C'è zecca donata. No, aspetta, Donato, non si... devo panino con pesce. Eccomi ragazzi, mi sono rientrato dopo che giorni non sono stato con la mia famiglia. Sì, Sto ok. facendo tanti sacrifici per loro. Sì, è vero, sto facendo serate, mi sto facendo pagare. Chi è che non lo farebbe, a differenza di altri? Amore, diciamo che è un qualcosa di tutti quanti, siamo oggigiorno. Che vogliono solo parlare. Sì, ok. Non sto dormendo, sono Stiamo per la tartaruga? Non credo che per la tartaruga. dimagrito 10 kg. È dimagrito 10 kg. E allora senti, frate, tu a posto un venere questo te le mangiare poco. E metti un po' di vitamine, capito? No, altri. Lo faccio per la mia famiglia, lo faccio per Cioè, per dire 10 kg per la famiglia tua, se ti levo 2 pesi di dollaro, non ci capi. Che succede?
Buona domenica. Facendo di palle in luce. Buongiorno ragazzi, primo urlo Primo urlo un po' nervoso, attenzione. della giornata. Sì, Questo urlo della giornata Sì. è dedicato al momento che mi sta capitando. che ti sta capitando? Spero di affrontarlo nel Sì, miglior modo possibile. nel miglior modo. E anche se stamattina sono nervoso, Nervoso. devo vendere e devo dedicarmi ai Vai, miei clienti. sono con te, urla. Pescheria! Ah! Un'altra volta, vai. Danno sentire. Buongiorno pescheria! Ah! Un altro pochino, vai, vai. Azzarella bella! Azziarella bella. Ecco è arrivato la lista Giginì. fresca che anche stamattina. Sei una lista fresca stamattina, vai. Ulla. Sì, sì. Già risposta, zi. Ottengo quando ne volete. Che bazzi? Sì, Sì. prima cliente delle palazzine facciamogli 5 euro di stock. Sì, faccio un po' papà, tu una gente Giginella, Cioè, pure si stanno riposando. Ah, Giginella, che fa, oh, pesce. E che le corrono, ovviamente, cioè, mi sembra più che ovvio. So fa che fa? Non so fa! No. Che fa? Che ha fatto, ma... ci si sta tartaruga? I capiti che non so fa? Oh, Scostuma! tomata. Sì, sono scostumato. Scostumato, Sono sì. stavo. Ci sto, E non me ne rispondo. bu. La prossima volta che La prossima? non la gente, vira a te. Scostuma! Guardate, sta a parlare con pesce. Taggia tagliata pago pure. No, ma amore di non lo fa. Allora, sia Luci, vai già buttata la spesa. Sì. Vai già buttata, invece 4 fetti pesce spade, ve ne ho già buttato 2 perché erano rossi, dividiti a Invece 4. metà. A metà. Una roba esagerata. Esagerata. Mezzi chili lupini, mezzi chili gamberetti e mezzi chili lisci. Sì, vuoi sapere in coppa così una vecchia ambre? I lupini pigliati, lo dai a bussi, mettete dentro lupani attaccati tanto bene. Sì, rimane quando sciacquati, si cocca lupino aperto e ci lo dai. Ci lo ha mai. Tanto si può fare, perché se vi pigliate una fetta di carne oggi va volete mangiare pure rimane. Certamente, una fetta di carne oggi pure domani. Anzi, quando ne volete, mezzo chilo o un chilo? Mezzo chi? Un chilo? Un chilo e mezzo. Tutto si nuttenite? Sì, del Allora, riccio. budonco. Ottenimmo, ciao. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno a lei. Signore, come serve a voi riuscire? E dopo che pesce? Mezzo chilo di liscio e mezzo chilo di lupini. Mezzo chilo. Tutto si nuttenite? Del riccio sembra. Stanno venendo a portare spese. Pescheria! Anzi, hai tu panare, mo ti già. Da calupanar, mica dai za. Sto sbagliando. Cioè, hai zupanar. No, a calupanar, chi la cale e tu smetti pesce in, no. Sì, un sto come stanno portando. O sto accostando. Stanno portando. Ok. Buongiorno pescheria. Buona che da giornata. 5 euro in musili sto. Stamattina come mi viro. Ecco giù. Giuseppe, che ti scussonato, ci sarà la verità, sei tutto scossenato. Perché? Mi viro più buono. Perché non stai buono. Non stai buono. Faccio stai buono. Sono buono. Forse è l'umore. Forse è l'umore. Mangiano pochi pesci, secondo me. Ma ci bloccato che la lingua fuori. Possiamo dire che mi ci fa stare proprio. Ci credo. Il giorno. Tutti i giorni ti mangio pesce, con pesce in mano. Cioè, nel senso, con pesce ci va bene il pesce. Spastrioso. Tu come ti senti stamattina? A mezza chiave. È schifezza, però. Tutto spastrioso. Spastrioso. Sa da fa. Sta da fare per Bravo. forza. Tutto l'essere umano so così. Ti ma Ci acquisti stanno tutto quanto. giornate che ti senti un poco più attivo. Più attiva Giornate che ti e poi senti ti senti un po' disattivata. Per piacere, ma gira capo, volete la coccorone non briochino, una merendina. Giuseppe, ma putate le mani tengo niente, mi sa niente a zinno, non posso niente. C'ho un bruschino, non tengo un bruschino. Mi sa niente. Amo, Sì. ma venga a pigliare per la spesa al cliente, grazie. Hai capito? Una parte tu dai, una parte tu pigli, Giuseppe. Allora, Emiliano, ho fatto uno cu. Uno conto. Vai. 10 euro tu 10 euro tu. e 12 euro. Tu ricevi razzi. Ramuri euro. Ramuri euro. Io tutti considerati, poi tu perdi questo. Tu tu questo. Ah, faccio tu qua, sta parlando della situazione. Siamo fidati, Bruto Patrizia è venuto, fidi di me. che è una garanzia. Garanzia. Te resto fino a 100.000 euro. Garanzia in coppa pesce. Si può dare garanzia in coppa pesce. Anzi, riuscì. Iscita. Stock, sì, quando ne volete. Se non stocco, vai. Angelo. Eh? Scaldate, vengono pochi mussilli. Pochi mustilli che era tu? Sono mustilli, non ci capi, che era un mustillo? Un mustillo europeo. Quando ne vuoi? Che era un mustillo? Tengo pure una spiga, la vuoi? Dammi, luttare. spigolo. Va, tutto per dentro, vai.
Niente ragazzi, sono qua nel furgone. Sì. Mentre sto vendendo mi viene un pensiero da fare. Un pensiero, vai. Allora, voglio ricordare a tutti che io sono da 2 mesi sui social. Va bene. Non pensavo fosse così difficile. È un po' difficile. affrontare tutte le critiche che mi fate, a tutte le hai brutte ragione. parole dette. Hai ragione. Hai ragione. Però Una cosa la fa, ma manda un telefono questo. Cioè, Perché Sì. penso che Bene. chi mi critica e chi mi giudica non ne pensa proprio. Non li non ha credo. capito il bello dei social. Bravo. Non ha capito che sono una persona genuina. Ci sono sempre le persone che criticano veramente. Lui ha criticato, Trinità critica. Lui se non stavo con pesce ma. Allora, grande vendita questa mattina. Vai, vendita, vai. Voi, signori. Sì. Buongiorno, Pescheria. pescheria. Mi piace a Lucanzi Maestri. Lei che cazzo, io quando fa buongiorno pescheria. Buongiorno, Azi. Buongiorno. Ecco, signori, ottime orate per voi questa mattina. No, che palla così, non mi piace far più. Che io buongiorno la mattina. Che bella liscia fresca che anche stamattina. Guarda, ma sta da sentire, bravo, così mi piace. A Cerella Bella. Ah! È arrivato il ingegnere massa senza maruzziel. Oh, Gesù Cristo, mi ha perso un maruzziere, Giugioniero. Giugioniero, tu che tieni sempre pesce in mano, nel senso, vendi sempre il pesce, non puoi stare senza maruzziello. Un maruzziello è importante. Che tu chiedi, Giugioniero, tieni un maruzziere, tu che sei snudo. Sta mangiando la tartaruga, che dici? Che dici? Anzi, vuoi qualcosa? Mo che le trici voglio un maruzziere, tu che saprai che stiamo a risere? Che saprai che senza maruzziello? Se non sapete che cosa mi è capitato, Che è successo? dovete ascoltare, ma Che è successo? sono andato nel porto. Sì, che hai invece portato? di andare a pescare dei pesci Sì. per vendere, Sì. ho incontrato, Ho incontrato loro. Con affetto e con amore. Con affetto. Mamma mia, quando Alice. Pescheria! È brutto poco meno, Kais, mi fa tra poco se... Buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Buongiorno, Pescheria! Sì. Mi mi dà l'impressione di un Martina quando metti per lì che la coppia italiana, non è che metti per lì che non coppa pessimo, bella buona così. No, La bandiera di Napoli, in fronte, chi è Rambo? Ma che stai a fare? Ma scassi che stai a fare? E tu non vira così? Ma che da fa? Bendato! Che da fa bendata? Ma io pesce bendata, io sto sbagliando pesce, Gigione, per piacere, non ci fa mettere paura. Guardate. Sto rattarete di un pesce. Perché la fa bendata? Fammi capire. E non pulizzo buone se fai bendato, scusa però. Sì, subito. Buongiorno, pescheria! Vi voglio ricordare una cosa. Sì, vai. Non vi scordate mai Mai. che uno pesce a vino lo scende in palazzino. Sì, E si chiama Gigi. Gigin. Chi mi volesse combattere. Che se mettesse a fare Sambroda e scendesse in campo. In gambe. Amore. La brutalità di crescenza è bella e buona, si è trasformato in prima era tambè, poi in un pesce, poi bella e buona che si è trasformato. Con affetto e Con simpatia. simpatia, tutti neri a casa mia. Piccanni che sono la vita mia. So che le che mi hanno dato a mangiare fino a mo'. Ah. Non vi scordate mai. Te perché se tu eri a mangiare loro con pesce? Ha già servito e ha già riverito. Allora, oggi io domenica non vengo. Perché? Si vuole lì, da pulizia e da posto. E E domenica ti consegno. vabbè. Oh. Sì, va bene lo stesso. No, non mi arrabbi, non ti preoccupare, mi arrabbi. Sì. È che la verità, scusi, fallo vanno per a me. Anzi, allora, fammi una chiamata. Allora, oggi che ti ronghi, calamari Alice. Lui, ne Luca. E Luca lui? Che? Non so che Luca. Ne a Luca per piacere. Chi fa la casa mi ha già saputo. Nessun'altra sapere. E già va bene. No, oggi, fa morire di non. Che ne sapete che mangiò con la mano? Che la sua mangia questo con la mano non può far sapere là. Lo volevo far via collere, non mi dici Ok. niente. Però io vi prometto che nessuno, non faccio sapere a nessuno che le cavate accattate. No. No, Luca, vabbè, vi posso spicciare? O mi volete fare? Non può mai sapere, bella e buona, che si mi appissa fatica, non può mai sapere. Centro massaggi Gigioniello, vai. Tu, vai. Centro massaggi Gigioniello. Ah, che li tratta così belli, bis. Guardate là. Guardate che massaggio. Oh, ma esagerato, incredibile. Tu. Ah, buonia, guardate. Sta rilassando questo, ne ha occhio aperto, guardate. Ha visto come è rimasto? Stai a occhio aperto. Bravo Gigioniello, a far rilassare questo. O pesce più rilassato sta meglio. E oggi abbiamo visto a Gigioniello che venne un pesce per tutte le palazzine. Com'è bella signorina.
No, scusa, no, come riceve? Tengo messo stamattina! È una cosa del genere. Comunque l'importante è che abbiamo visto poco Gizziniele che vende i pesci, e pesci che comunque le signore si vendono i pesci, e lui comunque dalla lista, l'orate, però ma deluso perché non danno un maruzziello. Non danno un maruzziello, mi dispiace assai questa cosa perché è importante un maruzziello per Gizziniele. Se Gizziniele vende i palazzini e danno un maruzziello, no, perde i punti, non voglio sapere niente. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se devo commentare a Giavarinato TikToker che mi recita pure, se voi mi recita mi rappi lei qua e ci direte, non sta un problema, va bene? Lasciate un commento e mi piace. Lasciate mi piace, no, mi incazzo, mi nervosisco, mi incazzo proprio. Minimo 3.000 mi piace, anzi 4.000, facciamo 5.000, va, 6.000, va, 6.000 per tutto un maruzziello, io volevo un maruzziello, va bene? Ci vediamo nel prossimo video. Ciao, aiuto.